Una categoria G, questa seconda corsa riservata ai gentleman. Sono 9 al via: 1 Colorado Spring, 2 Caspian Mo, 3 Verace Key, 4 Birbadal, 5 Zilat Jet, 6 Cedro Bro in seconda fila, 7 Velez Daghi, 8 Alvaro, 9 Becky Black Dante, con in chiusura favori per Birbadal, alternativa principale Alvaro, poi Verace Key. Questi i tre più seguiti. Ma vediamo la macchina che scurva e gradualmente si prepara a lanciare i concorrenti, che scattano veloci, con Verace Key e Birbadal alle prese. Verace Key in vantaggio, Birbadal che prova a sopravanzarlo, più indietro c'è Caspian Mo, ha sbagliato Colorado Spring. Numero 1 Colorado Spring e sulla piegata rientra bene Verace Key a Birbadal, che è costretto a sistemarsi in seconda posizione. Se ne vanno intanto i primi 200 in 14,7. Verace Key al rientro, Giuseppe Leanzi di Sediolo ha detto no a Birbadal e ora guida dopo i primi 400 metri di gara completati in 29,6. Tiene andatura quindi abbastanza sostenuta il leader. Vediamo il tentativo di progressione esterna da parte di Becky Black Dante. 600 che se ne vanno in 45,4, sempre sul piede dell'1,15,5, quindi il ritmo imposto dal leader. Intanto Becky Black Dante va a sistemarsi in terza posizione sul calo di Caspian Mo. 800 completati in un minuto. Al largo ora cerca di farsi luce Alvaro. Alvaro progredisce gradualmente. Davanti è sempre Verace Key a fare l'andatura nei confronti di Birbadal, il chilometro coperto in 1,15,3, andatura costante imposta dal leader. Fatica a progredire Alvaro a questi ritmi e rimane a lato di Becky Black Dante quando siamo a 500 scarsi dalla conclusione, mentre Verace Key continua a comandare la gara. Birbadal lo segue come un'ombra. In terza posizione Becky Black Dante, all'esterno Alvaro che però per il momento non riesce a progredire. Metà dell'ultima curva con Verace Key in vantaggio. Birbadal accenna a spostare dalla sua scia in anticipo su Alvaro che viene in terza ruota. Poi c'è la quarta di Zilat Jet, l'errore di Alvaro. Avanza forte Zilat Jet a centropista, davanti lo scatto di Birbadal che si avvantaggia. Birbadal ci prova ancora, Zilat Jet sul palo. Birbadal riesce a prevalere ancora di misura su Zilat Jet che finisce forte a centropista, ma probabilmente non in tempo utile per piegare Birbadal, che di spunto riesce a prevalere. Almeno questa è la nostra impressione. Andiamo a rivedere le immagini sul traguardo. Vedete, Zilat Jet guadagna a vista d'occhio terreno, ma è tardi e può soltanto essere secondo, mentre al terzo finisce ancora Verace Key. 4-5-3, questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo ancora chiaramente ufficioso. La vittoria per Birbadal e Jessica Pompa. Il training è quello di Adrian Gioni per contro del signor Alessandro Fasiolo.